Abbiamo già più di 540 adesioni, ma vogliamo promuovere ulteriormente l'adesione a questa carta etica, che per noi rappresenta un mezzo di divulgazione e di trasmissione di un messaggio fondamentale, importante nei confronti dei nostri giovani, di tutti gli atleti e di tutto quel mondo che gravita attorno allo sport, ovvero viviamo i valori dello sport. Lealtà, onestà, rispetto delle regole degli altri, rifiuto dell'utilizzo di mezzi illeciti o scorretti. La Carta etica dello sport del Veneto è un vero e proprio codice di comportamento sintetizzato in 14 articoli e lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia ha ospitato il lancio della quarta edizione del bando di concorso Disegna a fumetti la Carta etica dello sport, un'iniziativa rivolta alle associazioni sportive e alle classi delle scuole venete secondarie di primo e secondo grado, testimonia il Venezia Football Club. Una giornata importantissima per la città, per la regione, per il club e soprattutto un modo per dimostrare e insegnare ai giovani i valori dello sport e della competizione. In Veneto ci sono più di 100.000 volontari impegnati nello sport e quasi 500.000 di atleti. L'accoglienza che i ragazzi stanno riservando negli anni a questo concorso, ha sottolineato Giovanni Follador, presidente Umpli Veneto, il braccio operativo del progetto, evidenzia quanto siano sentiti dai giovani temi quali etica, rispetto delle regole e appartenenza. Ed è stata una sorpresa perché con le scuole mezze chiuse, con tutte le problematiche, per la prima volta abbiamo coinvolto le associazioni sportive e sono arrivati veramente un numero considerevole, più di 500 lavori fatti dai ragazzi. E questo penso che sia importante anche per il futuro. Speriamo che ci siano per il secondo anno anche una maggior partecipazione anche dalle associazioni sportive.